Yes! Bella raga, ciao a tutti dal Comendore veneziano! Finalmente prima pole in carriera a Montreal. E si gode ragazzi, si gode tantissimo. Finalmente sono riuscito a prendere la prima pole position. Soddisfazione Ottimo incredibile. risultato per Max Verstappen, Eh sì, che ha conquistato la pole position ho per la fatto gara di un'ultima domani. chicane Prima devastante fila e ragazzi. lato pulito della pista per lui. Solo una brutta partenza potrebbe metterlo in E mo si difficoltà, gode raga. altrimenti non credo che ci siano molte possibilità di raggiungerlo. Possiamo vincere in Canada. Possiamo vincere. Ti prego non piovere però perché... Salve a tutti da Montreal. È domenica pomeriggio e tra poco scopriremo chi sarà tanto bravo da superare questo tracciato di 4,3 km e ovviamente anche il famigerato Muro dei Campioni. In pole position abbiamo un certo Max Verstappen, figlio di Jos Verstappen che, guarda caso, ai vecchi tempi è stato uno dei miei piloti preferiti. Quindi mi fa piacere ritrovare quel nome in Formula 1 e vedere che se la sta cavando bene. Suo padre sarà orgoglioso. Batterlo oggi sarà sicuramente difficile, però può succedere di tutto, quindi dovremo tenere d'occhio gli eventi durante la gara. Nico Rosberg spera di bissare la vittoria dell'ultimo Gran Premio. Il tedesco ha fatto faville in casa e anche oggi vuole salire sul gradino più alto del podio. Prima di passare alla Mercedes, Nico Rosberg è sempre stato un pilota dall'enorme potenziale. Ha lasciato la Williams perché voleva guidare un'auto che potesse vincere e ha dimostrato che al volante giusto è un vero campione. Vai ragazzi, dopo la delusione di Monte Carlo, voglio la vittoria a Montreal, la prima vittoria nel mondiale. Vai Fiori. Ecco, subito, subito. Guarda, tutti che mi tamponano subito. Hamilton mi supera molto bene, però vabbè. Partenza un po' curiosa. Subito scodata come indiana. Ah, non siamo su MotoGP, è vero, scusate Fiori. Stai calmo, com'è che vede già Hamilton così mi sta sulle balle. Peccato, ho perso la prima posizione un po' da pollo, ma l'altro non si ti tamponano, perché è vero che io tampono, però anche il computer non mi sembra proprio tranquillo. Calma come, non tagliare. Fai come in qualifica, che questi erano tutti quanti penalità, penalità. Infatti diciamo che non è stato un tentativo proprio unico, ragazzi. Lo devo confessare, ragazzi. Ho fatto un paio di tentativi, dipende poi le chicane perfette. C'è poco da fare. Ehi Rosbif, ciao. Il muro dei campioni. Ah, Hamilton se ne sta andando però. Ma va bene, facciamo con Verstappen. Livello esperto, penultimo. Signori, che culo. Comunque Moto è un tracciato che è sempre stato strafavorevole per il veneziano. Dopo le delusioni di Monte Carlo voglio bei punti. Voglio punticini irridati. Sta curva, mamma mia. Sto lasciando un po' di copertoni là, eh? Non va bene. Dai, vecchio come, dai. Secondo posto va bene, però è chiaro che con la pole speravo in qualcosa di più. E ciao. In gara ragazzi è una roba, perché vedi davanti quel porco di Gigi e la voglia di recuperare tante, fai cagate, c'è poco da fare. Sarà duro anche arrivare ai secondi comunque, perché non riesco a prendere distacco da carburante standard. Eccolo là. Esternazzo puro. Very good come, very good. Mi fa piacere. Sì, lo so, Alex, lo so. Mamma mia, Alex. Un po' curioso questo ingegnere, devo dire la verità. Missione altissima, Fior, terrore di sbagliare perché a Monte Carlo mi è costato il primo ritiro. Spero che se vado con questa media me la prendo la Williams il prossimo anno.
Me la piglio la Williams. La qualifica non è la gara. Non posso permettermi errori. Quindi non posso rischiare. Buono, buono, buono. Nessun ritiro intanto. Intanto Sebastiano supera Rosberg, ma Rosberg torna davanti. Chiaramente Rosberg prova l'esterno, cioè... Guarda, tutti che mi superano. Sandwich. E il Kuma resiste. Ragazzi, dobbiamo andare ai box e siamo in prima posizione. Siamo in first position. Ho le gomme veramente finite, Sebastiano è molto vicino purtroppo. Gigi tornerà primo quali sicuramente. Speriamo nel Trafficus. E vai. Miscela magra. Guarda. Proprio il rittirino doveva superarmi. Mamma mia. È entrata ai box un po' curiosa. Qua ho perso sicuramente la posizione, vai. Veloci. Eccola. Ho perso la posizione sul Seba. Vabbè. Terzo posto. Gigi chiaramente primo. Miscela grassa e vai. Raikkonen ha perso tempo ai box e forse anche Rosberg perché entrano insieme certe volte. Questo è un bug da sistemare. Bravissimo Kuma, che entrata. Che entrata, fioi. Pitturata del Kuma, fioi. Pitturata del Kuma. I pit mi hanno un po' avvantaggiato. Molto bene. Possiamo spingere un po'. Adesso usiamo un po' la miscela obesa. Vedo che i Gigi è veramente in fuga, Cioè volevano il primo posto, la scuderia, ma era impensabile, insomma. Il primo posto è veramente una cosa, deve ritirarsi Gigione, è l'unica chance. Se si ritira Gigione, sono riusciti a guadagnare su Vettel le Bottas, grazie anche al loro duello, che se le stanno dando di santa ragione. Però abbiamo 14 secondi da Hamilton, ormai chiaramente il primo posto è andato, però stiamo consolidando alla grande. Il secondo, scusate. Questo Vettel si è liberato di Bottas, questa non è una gran notizia. Lo so, adesso devo tornare anche con la miscela elevata. Carbo, grasso, vai di grasso. Bisogna gestire, fioi. Mi fa piacere. Credo che devo ancora beccare la pioggia, fioi, Questo è veramente incredibile. In qualifica ho rischiato di beccarla. Come stanno le gomme? No, stanno anche bene, stiamo tenendo bene le gomme, bravo. Faccio con le dure, faccio una fatica veramente devastante. Infatti il Vettel sta tornando. Infatti il Seba sta tornando. Devo prenderla in pieno questa, no. Lo so, scusa. Sorry. Meno male che in gara sono un po' più permissivi, nel senso che in qualifica con un taglio così non ti danno il giro buono, mentre in gara non ti danno la penalità, insomma, però queste cose non vanno fatte come. Sennò poi la stampa si scaglia contro Veneziano.
Questi ultimi 2-3 giri ho perso tantissimo. Sento la tensione perché arrivare ancora secondo sarebbe veramente un miracolo. Sfida con Vettel, fioi. Sfida con il Bibitarus. Dai gara, finisci presto e portiamo a casa un altro secondo posto. Ok. Tutto rego. Cioè, noi stiamo all'esterno, Vettel può anche prendersi l'interno. Mamma mia che cosa ho rischiato. Niente da fare. Complimenti al Bibitarus, mi ha superato alla grande per l'ultimo giro. Proviamoci però. Diamo un po' di emozione a questa gara. Dai Kuma. Vaffanculo però. Sta una bella lotta. Peccato se Bottas e Vettel andavano ancora contro, stavo secondo tranquillo. Basta ormai, niente, non ce la faccio, se provo a spingere. Vado fuori, va bene dai. Le Ferrari sono ancora troppo superiori. Buona gara, ma potevo arrivare secondo, le possibilità c'erano. Come al solito mi faccio prendere la tensione negli ultimi giri e faccio le cagate. Vince Gigi, vittoria per Gigi Hamilton, è solo ritiro nella gara di oggi. Prima gara senza ritiri. Comunque non un altro podio, dai, va bene. Speravo nel secondo, ma comunque pole, terzo posto, mi sembra un buon weekend per il Come. Oh yes. Ok. Ecco Gigi, ecco Sebastiano ed ecco Comeda. Se continuo così la McLaren è mia, Ecco il trofeo. Guarda che contento il piccolo Kuma. E adesso vai di champagne. Ragazzi, un weekend intenso quello di Montreal. Hamilton è felice, Vettel anche, ma il migliore è sempre il venezianone. Una magnifica prestazione da parte del campione del mondo Lewis Lewis. Imbattibile con la sua Mercedes. Siamo quinti a 63 punti, però si avvicina. No, dai, Massa è sempre indietro, va bene, va bene. È che c'ho Raikkonen si allontana, quello sì. Siamo arrivati al termine di questo weekend. Costruttori, quarti. Il prossimo emozionante Gran Premio della stagione di Formula 1. Va bene. Raga, ho salutato il commendatore veneziano. Il commenda c'è, 63 punticini. Ciao!